una parte del parco di Via del Cotone. Si tratta di ragazzini tra i 10 e i 13 anni. Ora a pagare saranno le famiglie. Omicidio di Conegliano. I malviventi sarebbero arrivati nella casa di Margherita Ceschini in sella a 2 biciclette e si sarebbero trattenuti a lungo nell'abitazione della 72enne. Controlli della polizia locale di Montebelluna. Un 60enne guidava con la patente revocata dal 2010, per lui una sanzione di 5.100 euro. Le critiche dell'esponente di Fratelli d'Italia al sindaco Conte, che oggi preferisce non commentare. Interviene invece il capogruppo dei Meloniani in consiglio comunale. Crea ha espresso un'opinione personale che non è quella del partito. Un anno fa la tragedia sulla Marmolada ha costato la vita a 11 persone, un dolore indimenticabile nelle famiglie delle vittime, dei feriti e di chi si è speso per portare aiuto. Le parole del governatore Zaia. Integrale recupero a verde dell'area ex Nigi o luogo di innovazione socioterritoriale. Per la prima volta le associazioni di categoria lanciano al comune di Mogliano una proposta per la riqualificazione. Ieri sera al castello di Susegana test per l'innovazione tecnologica tra le vigne del Prosecco. A confronto i macchinari per i trattamenti con fitofarmaci, moderne evoluzioni delle botti con gli irroratori. Edizione trevigiana dei telegiornali di Antenna 3, ben ritrovati. Questi dunque i titoli di stasera, ma apriamo subito con un aggiornamento di cronaca giunto pochi minuti fa in redazione relativo agli esiti delle indagini, delle ulteriori indagini in merito alla rissa accaduta lo scorso 22 giugno a Carbonera. Ebbene, le ulteriori indagini dei carabinieri hanno permesso di deferire un 19enne di Maserata del Piave, ritenuto il quinto giovane che aveva preso parte proprio alla rissa, nel corso della quale un minorenne era stato raggiunto da un fendente alla schiena che gli era stato sferrato con un coltello da uno dei contendenti, accoltellamento che gli aveva procurato la perforazione di un polmone. Gli altri 4 giovani erano già stati identificati dai carabinieri intervenuti subito dopo l'accaduto. E adesso con la cronaca ci spostiamo a Mogliano, perché sono stati individuati i vandali che hanno dato fuoco a parte del parco di Via del Cotone. Si tratta di giovanissimi tra i 10 e i 13 anni. Ora a pagare i danni saranno le famiglie. Tolleranza zero contro chi imbratta, contro chi sporca, contro chi rompe. Il Pugno di Ferro di Mogliano, dopo aver individuato l'identità e il numero degli autori dei gravissimi atti vandalici dei giorni scorsi. Come l'incendio in un parco della nostra città, il Parco ai Salici, fortunatamente sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio. Si tratta di 5 ragazzini e ragazzine. Ahimè sono minorenni, adesso verranno convocati con i genitori e assolutamente faremo pagare i danni per chi ha commesso questi atti vandalici. Assolutamente i danni devono essere pagati. Tutti hanno tra i 10, 11 e 13 anni, sempre di Mogliano. Nei giorni scorsi hanno devastato una parte di piazzetta del teatro del Parco dei Salici con gli arbusti date alle fiamme in pieno pomeriggio in Via del Cotone. E qui vediamo ancora visibili i segni di quello che è stato quest'atto vandalico, con le piante letteralmente carbonizzate. Possiamo immaginare la paura dei residenti con le abitazioni qua vicino, visto l'alta nube di fuoco divampata nell'arco di pochissimo tempo. Pesante la multa che ora le famiglie dovranno pagare all'amministrazione comunale. Solamente per il Parco ai Salici parliamo di 8.000 euro. E invece per quanto riguarda la piazzetta del teatro stiamo quantificando, ma sicuramente qualche migliaio di euro. I baby vandali individuati grazie alle telecamere. Un grandissimo sistema di videosorveglianza che abbiamo inaugurato recentemente l'8 di giugno con nuove 95 telecamere di ultima generazione, e queste ci hanno permesso anche in questo caso di individuare i responsabili. Gli atti vandalici per noia, bravata, per poi magari immortalarli sui social. Secondo me i ragazzi in quel momento non si rendono conto, ma devono capire che il patrimonio pubblico è un patrimonio di tutti. Noi facciamo tanta fatica per mantenerlo pulito, per mantenerlo bello, decoroso. L'omicidio di Margherita Ceschini a Conegliano, continuano le indagini degli investigatori alla ricerca dei killer. Hanno raggiunto la casa di Margherita in bicicletta.
Poi la cronaca di quella notte drammatica. I due malviventi hanno scavalcato la recinzione e almeno uno si è introdotto nella casa passando dalla terrazza dove la porta finestra era aperta. Da qui è entrato in cucina, poco distante il salotto dove la 72enne, già in pigiama, si trovava sul divano. I malviventi si sono accaniti sulla vittima, lo ha ricordato ieri durante il funerale anche don Adriano Bazzo, che ha poi aggiunto: lasciamo che la giustizia faccia il suo corso. Intanto continuano serrate le indagini, gli investigatori stanno visionando frame dopo frame le immagini dei due malviventi in bicicletta che si sono avvicinati nell'abitazione dove a mani nude hanno ucciso Margherita e poi vi sono rimasti per diverso tempo. Hanno arraffato solo il portafoglio di Margherita e sono usciti senza fretta, lasciando la collana d'oro al collo della 72enne. Importanti saranno gli accertamenti dei carabinieri del RIS sul cellulare della vittima, che è stato rotto dai killer e messo sotto l'acqua corrente per renderlo completamente inutilizzabile, ma gli investigatori, grazie alle strumentazioni avanzate, potrebbero trovare qualcosa di utile, così come sono attesi i risultati delle analisi effettuate sul luogo del delitto, impronte che sarebbero state trovate sull'auto e forse anche all'interno della casa. Margherita, uccisa per un furto andato male? Si indaga perché troppe sono le anomalie, troppe domande che aspettano una risposta, ma soprattutto i familiari della vittima che attendono la verità sulla morte di Margherita Ceschin. Controlli della polizia locale di Montebelluna. Un 60enne guidava con la patente revocata dal 2010, per lui una maximulta. Fermato dalla polizia locale di Montebelluna, un automobilista di 60 anni è stato trovato a bordo di una vettura priva di assicurazione e alla guida con la patente revocata nel 2010. Insomma, circolava tranquillamente da ben 13 anni nonostante il provvedimento. Per lui è scattata la sanzione per guida con patente revocata di 5.100 euro ed il sequestro dell'auto. Non solo, gli agenti hanno bloccato per un controllo un giovane alla guida di uno scooter in zona Guarda, ma quando il ragazzo straniero residente nel Montebellunese ha esibito il documento, non è passato inosservato un particolare: la patente di guida italiana era assolutamente falsa. Lo scooterista è stato denunciato all'autorità giudiziaria e anche nei suoi confronti è stata comminata una sanzione per guida senza patente di 5.100 euro, oltre al fermo amministrativo del ciclomotore per 3 mesi. Un grande ringraziamento va fatto agli agenti della polizia locale che nei giorni scorsi, attraverso alcuni controlli, alcune verifiche, hanno intercettato 2 persone, un giovane e uno meno giovane, questo purtroppo per far capire che l'idiozia, ahimè, non ha età, che giravano per la strada, uno con una patente contraffatta, l'altro senza patente da 13 anni. Questi controlli sono indispensabili, questi atteggiamenti sono incivili per un paese come il nostro. Lasciatemi fare un augurio di buon lavoro al nuovo comandante della polizia locale, Paolo Scarpa. La politica, con le polemiche dopo le critiche espresse ieri dall'esponente di Fratelli d'Italia Fabio Crea, ospite di Nicola Zanetti nella nostra prima edizione, nei confronti del sindaco Conte, che oggi preferisce non commentare. Interviene invece il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale, che spiega: Crea ha espresso un'opinione personale che non è quella del partito. Nessun commento. Il sindaco di Treviso Mario Conte non intende intervenire nella polemica innescata dalle parole pronunciate nella nostra prima edizione dall'esponente di Fratelli d'Italia Fabio Crea. Qualche mese fa, sempre davanti alle nostre telecamere, la stoccata al primo cittadino in tema di sicurezza. Stavolta la discussione riguarda la decisione di Conte di tenere per sé la delega alla cultura. Se il sindaco preferisce il silenzio, a parlare al capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale, che vuole sgombrare il campo da qualunque polemica politica. Più che una frecciatina, secondo me ha espresso un parere assolutamente personale e probabilmente anche non era a conoscenza di alcune cose che avevamo discusso in maggioranza. Il sindaco, aggiunge Bertolazzi, ha spiegato a noi della maggioranza i motivi che lo hanno portato a questa decisione. Tutti noi abbiamo condiviso questa scelta. Fabio Crea ha dato un'opinione assolutamente personale che non coincide con la linea ovviamente del partito in maggioranza. Il capogruppo di Fratelli d'Italia spiega come la cultura sia un tema fondamentale per Treviso insieme al turismo, sottolineando come l'intera squadra stia lavorando su diversi fronti per portare a casa importanti progetti. La candidatura a città europea della cultura 2026 rende ancora più importante questo aspetto qua, quindi è giusto
che il sindaco tenga per sé questa delega, perché è un progetto che lui sta coltivando già dalla prima amministrazione, quindi lo sta proseguendo e sta coinvolgendo noi adesso in questo. Dunque per Fratelli d'Italia non esiste alcun problema politico, anzi il partito si dice pronto a portare avanti il lavoro iniziato. Il partito è quello che oggi è in Consiglio Comunale e abbiamo appoggiato questa maggioranza e il programma di questa maggioranza fino alle elezioni e quindi non c'è nessun problema da un punto di vista politico. Poi ha espresso un'opinione personale, se rimane personale, ognuno ha le sue idee e quindi non c'è nessun problema di tipo politico. Lei ha avuto modo di sentire il sindaco Conte? Beh, certamente io sono sempre in contatto col sindaco Conte, però il sindaco Conte ci conosce e quindi ha capito perfettamente che era un'opinione personale e quindi non andava assolutamente a toccare quello che è la nostra alleanza, perché stiamo costruendo davvero un bel gruppo. Insomma, Fratelli d'Italia prende le distanze da Fabio Crea. Non c'è da prendere le distanze da un'opinione personale. Se lui avesse preso una posizione politica potrei prendere le distanze, ma da un'opinione personale no. La posizione politica dei Fratelli d'Italia qui a Treviso è chiarissima. Minacce in carcere a Verona, dove è stato trasferito da 8 giorni per Massimo Zen, la guardia giurata condannata a 9 anni e 6 mesi di reclusione per l'uccisione di un giostraio in fuga dopo l'assalto ad un bancomat. Quello che ha fatto a nostro cugino lo faremo a lui. È questo il messaggio che sarebbe stato recapitato attraverso un compagno di cella, Massimo Zen, dai familiari di Manuel Maior, detenuti nel carcere veronese di Montorio, dove anche l'ex guardia giurata è reclusa da 8 giorni. Dopo la condanna definitiva per omicidio volontario a 9 anni e 6 mesi, Massimo Zen dal 16 giugno è in carcere, prima a Padova, adesso a Verona. Era il 22 aprile del 2017 quando, inseguendo alcuni banditi che avevano assaltato un bancomat, a Vedelago Zen sparò a Manuel Maior, morto in ospedale dopo alcuni giorni di agonia. Dopo 6 anni di processo e la definitiva sentenza della Corte di Cassazione, per il Ranger si sono aperte le porte del carcere, dove dovrà restare per almeno 3 anni. Resta grande la mobilitazione, continua la raccolta firme avviata dagli amici di Massimo Zen. Anche il comune di Cittadella, dove Massimo Zen risiede con la compagna, è pronto a fare la sua parte. Il sindaco Luca Pierobon ha spiegato: attendiamo le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale che dovrebbero essere pubblicate a breve e poi siamo pronti ad agire. Voltiamo pagina. Da oggi a Treviso biglietto del bus più caro tra malcontento e rassegnazione. Da oggi anche i biglietti del bus della MOM aumentano. Lo sapeva intanto? Sì, intanto lo sapevo, ma penso che siano anche obbligati ad aumentare, visto che la gran maggioranza non paga il biglietto. Per me non mi piace, non mi sta bene, per questo viviamo con pochi soldi. A Treviso aumenti dei bus scattati con l'arrivo del nuovo mese di luglio. Il biglietto urbano da 100 minuti da 1,50 € costa 2 euro. Il carnet da 6 corse invece ha subito un aumento da 8 a 11 euro, generando grande malumore tra l'utenza. Anche i biglietti, sì, per qualche fermati. Sì, mi dispiace. Aumentati anche gli abbonamenti mensili. C'è abbonamento io. E quanto paghi di abbonamento? Io pago 36. 36 euro al mese? Sì, per adesso c'è offerta. E dopo dici, vediamo come va. Non so se già fai di più di 36 euro, non so. Per tutti i rincari del 33%, cioè sia per i biglietti che per gli abbonamenti. E io non lo trovo giustificato. Sempre nell'urbano si passa dai 30 ai 36 euro per gli studenti, da 36 euro a 44 per i lavoratori. Gli abbonamenti annuali passano da 240 a 296 euro per gli studenti e da 315 a 370 per i lavoratori. Altro discorso per le corse extraurbane, in cui i rincari variano a seconda delle fasce. Il mio è con l'ISEE perché sono una persona molto ricca e quindi devo farlo con l'ISEE, altrimenti non potrei prendere neanche l'autobus. Biglietti del trasporto pubblico locale più cari, scattati per diverse criticità. Il nodo carburante ed energia in primis, ma anche, specifica questa signora, per il mancato rispetto di chi viaggia senza possederne il titolo. Io prendo 4-5 autobus al giorno, quindi so
che cosa dico, e anche i nostri giovani virgulti padani, anche loro non pagano il biglietto. Ci vorrebbero controlli tutti i giorni, ma non ci sono e quindi fanno quello che vogliono. Integrale recupero a verde dell'area ex Nigi oppure in alternativa farne luogo di innovazione socio-territoriale con un progetto di comunità. Per la prima volta le associazioni di categoria unite lanciano al comune di Mogliano una proposta per la riqualificazione dell'area. Area ex Nigi di Mogliano. Benvengano i progetti di riqualificazione e rigenerazione di grandi spazi abbandonati ed in degrado, ma attenzione a ciò che poi si mette dentro questi spazi, che deve essere funzionale e utile al territorio e alla comunità. E questo in sostanza il messaggio che 9 associazioni di categoria, da Ascoma, CNA, Confartigianato, Casartigiani, Lega Coop, Confcooperative, Confesercenti, Confagricoltura e CIA hanno mandato al comune attraverso le osservazioni alla variante 1 al PAT. Quindi sì al recupero, ma no all'insediamento di nuove strutture commerciali medio-grandi come ipermercati o centri commerciali, dei quali il territorio è già saturo e che mettono in crisi il commercio al dettaglio. È un processo che la comunità deve anche gestire, perché questi servizi sotto casa sono servizi fondamentali per il cittadino, per le fasce deboli. Lo abbiamo visto anche durante l'emergenza del Covid. Quindi noi non possiamo pensare di occuparci come amministrazioni solo di risolvere il problema del contenitore e quindi togliere il brutto e mettere il bello e mettere un qualcosa di nuovo, e non occuparci del contenuto. Il contenuto che entra in questi contenitori deve essere funzionale alla comunità, non funzionale alle esigenze di un privato. Il documento consegnato all'amministrazione comunale si chiude con una proposta concreta, che è quella del recupero a verde dell'area, ripristinando il più possibile le condizioni di naturalità dei suoli con la demolizione dei manufatti esistenti ed il trasferimento della cubatura in zone proprie e compatibili con l'edificato. Serata particolare quella di ieri a Susegana. Chi passava lungo la Pontebana avrà certamente notato degli intensi fasci di luce bianca e azzurra che provenivano dai vigneti ai piedi del castello di San Salvatore, quasi fosse diventato il set di un film. Quasi uno spettacolo luminoso, la notte di Vita in Campo 2023, organizzata dal Condifesa di Treviso, Belluno e Vicenza, dove sono stati messi a confronto i macchinari per i trattamenti con i fitofarmaci, moderna evoluzione delle botti con gli irroratori accusati dall'opinione pubblica di diffondere i pesticidi nell'aria. La prova consisteva nel trattamento con un liquido innocuo ma visibile agli ultravioletti, per vedere quanto viene effettivamente applicato al filare e quanto invece finisce a terra o si disperde nell'aria. E qui c'è la magia. Qui vediamo la foglia, pagina superiore, pagina inferiore, quel colore rosso che vediamo è il liquido che è stato distribuito, che funziona da tracciante. Vediamo come il prodotto è penetrato all'interno del grappolo. Per quanto riguarda invece i cittadini, questo significa che tutto il materiale è finito sulla pianta e non viene disperso nell'aria. Sì, infatti se noi andiamo a fare delle riprese fuori dalla vegetazione e andiamo a vedere per esempio per terra, non troviamo la stessa luminosità, gli stessi colori che troviamo all'interno della vegetazione, il che significa che il prodotto è andato a bersaglio. A descrivere le prove Odino Bin, uno dei tecnici storici del Condifesa, che da sempre si batte per la viticoltura sostenibile, come per le malerbe, fino a ieri eliminate con il famoso glifosato, ed oggi con questi lanciafiamme per il biodiserbo. Tutto ci può aiutare ad andare verso la riduzione di fitofarmaci, la riduzione di diserbi. Ricordiamo che entro il 2030 noi dobbiamo ridurre del 50% i fitofarmaci e del 30% ad esempio i concimi. Sostenibilità imposta dall'Europa, che finanzia ricerche sempre più avanzate, come questi pannelli a raggi ultravioletti, moderna risposta ai fitofarmaci. Diamo un apporto energetico alla pianta che aumenta la vigoria, si autodifende e quindi rafforza le sue... Solo con la luce? Solo con la luce, sì. E voi avete già testato questa cosa o è via sperimentale? Macchina già collaudata e testata in Francia, che viene venduta già da 4-5 anni. Con che risultati? Si riesce a risparmiare da un 20 a un 50% di fitofarmaco. Una notte di luci che sono un segnale di come la sfida alla sostenibilità del Prosecco, ma non solo, può essere vinta.
La scommessa sulla quale stiamo lavorando un po' tutti, che ci viene chiesta appunto dalla Comunità Economica Europea, quella di ridurre l'impatto ambientale addirittura nella misura del 50% entro i prossimi 7 anni, quindi è un appuntamento anche abbastanza vicino. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta a Ponte di Piave, dove nel giardino della residenza per anziani Marin c'è stata la consegna da parte del sindaco Paolo Aroma del diplomi agli studenti di terza media. 3, 2, 1, tocco! Con il tradizionale lancio in aria del tocco, gli 82 studenti della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Ponte di Piave hanno festeggiato la chiusura del primo ciclo scolastico. Sono stati loro i protagonisti della giornata di oggi con la consegna da parte del sindaco Paolo Aroma dei diplomi. Un momento emozionante per i ragazzi e per le loro famiglie, ma anche per gli ospiti della residenza per anziani Gianni Marin che ha ospitato la cerimonia. Una scelta di accogliere proprio qui l'evento, non certo fatta a caso. Così abbiamo fatto sentire ragazzi anziani ancora più parte della comunità. Mi sembrava giusto, ha spiegato la prima cittadina, che al termine del ciclo scolastico gli studenti condividessero questo passaggio con gli ospiti della struttura. Credo che il messaggio più importante che vorrei che vi portiate a casa dalla giornata di oggi è che la vostra comunità, tutta la vostra comunità, ha bisogno di voi. Questo è il messaggio più importante, perché ognuno di voi, con le proprie capacità, con le proprie specificità, con i propri talenti e i propri difetti, è parte di un'unica comunità che è la comunità di Ponte di Piave. Nel corso della giornata sono state consegnate anche le borse di studio del sindaco. Entrambi i premiati hanno scelto la traccia Semi-Insegni, progetto Agricoltura Coldiretti. A loro e a tutti i compagni Paolo Aroma ha voluto rivolgere un invito. Ognuno di voi ha il compito preciso di aiutare tutta la vostra comunità in tutto quello che rappresenta, dal volontariato che vedete qui oggi, dal mettersi a servizio degli altri, che è la parte con l'amministrazione, all'aiutare gli altri e prendersi cura dei più fragili, come nel luogo dove siamo qui oggi. Ed è un momento anche per i nostri ospiti di vedere voi, di sapere quello che avete fatto dei vostri percorsi, ma soprattutto perché siamo tutti una comunità insieme e ognuno nel proprio tassello deve costruire la comunità del domani. Nonostante la pioggia e l'acqua alta, in 5.000 sono arrivati a Venezia per il primo dei 3 concerti in Laguna di Laura Pausini. Si replica stasera e domani. Davanti a 5.000 persone in piazza San Marco, arrivate da tutta Italia, ma anche dall'estero, compresi Belgio e Perù, Laura Pausini ha incantato Venezia per la prima anteprima del suo tour mondiale che si aprirà a dicembre. Mille, grazie a tutti per essere qui. È veramente molto emozionante per me ricominciare un tour dalla mia terra, dall'Italia. Sono passati 30 anni e li abbiamo passati insieme. Benvenuti a Laura Venezia. Laura devolverà il suo cachet dei 3 concerti veneziani alle terre alluvionate dell'Emilia-Romagna. Dal palco della piazza ha proposto i suoi brani del passato ma anche quelli del presente, proiettandosi nel futuro in uno show diviso in 3 parti per quasi 3 ore. Ciao! Marco se n'è andato e non ritorna. Il treno delle 7:30 senza lui. Cuore di metallo senza l'anima. Il freddo del mattino grigio di città. L'artista ha lanciato alcuni messaggi importanti contro la violenza femminile e per l'impegno a custodire il pianeta Terra. E quando il diluvio ha impedito l'uso degli strumenti, lei non si è fermata ma ha continuato a cantare sotto la pioggia senza l'ausilio degli strumenti. Posso fare sempre il primo passo e venirti ancora incontro, perché come avere sete con il mare dentro. Tu non mi concedi mai uno sconto, è più facile che un sasso, poi diventi piuma o fare il primo passo sulla luna. Fare il primo passo sulla luna.
il momento di aprire la nostra pagina con le notizie da Belluno e provincia. È trascorso un anno dalla tragedia della Marmolada, un dolore indimenticabile nelle famiglie delle vittime, dei feriti e di chi si è speso per portare aiuto. Sono le parole del presidente della regione Luca Zaia nel ricordare l'anniversario della tragedia della Marmolada, che ha aggiunto ci spinge a tenere a mente quanto sia fragile il territorio delle nostre montagne e quanto sia cambiato e stia cambiando anche a causa dell'evoluzione climatica. Tragedia della Marmolada. Lunedì al Passo Fedaia, con una cerimonia, verrà celebrato il triste anniversario. Il Veneto è stato il territorio che ha avuto il maggior numero di vittime, 8, che sono Filippo Bari, Tommaso Carollo, Paolo Dani, Nicolò Zavatta, Davide Miotti, Erika Campagnaro, Gianmarco Gallina e Emanuela Piran. Lo ricorda il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, parlando di una tragedia che ha colpito chi la montagna l'amava, la viveva e la affrontava pienamente. È stata una casualità che in quel momento, proprio in quell'ora, in quel punto ci fosse il passaggio di tutti quei ragazzi e di quelle persone che purtroppo oggi non ci sono più. Quindi ci possiamo solo stringere alle famiglie e dargli un grande abbraccio. Una tragedia che ha lasciato il segno sul ghiacciaio della Regina delle Dolomiti. Le 13:43 furono il momento in cui si registrò il crollo della parte sommitale del ghiacciaio e il distacco di una massa enorme di ghiaccio e pietra che travolse le vittime. Il fatto di vietare è sbagliato. Dobbiamo dare le informazioni e avere la consapevolezza di frequentare un ambiente che ha dei rischi importanti, dei rischi che rimane un rischio residuo, cioè rimane quel rischio oltre il quale, avendo anche definito i minimi dettagli della nostra escursione, non abbiamo la competenza e la conoscenza per definire se succederà o non succederà. Quindi la frequentazione della montagna ha di per sé il fascino di arrivare in vetta, di affrontare un tracciato che nasconde delle insidie che non possono essere eliminate. Chi frequenta la montagna lo sa e accetta questa dose di rischio. Domani a Lambioi una lezione di autodifesa. I casi di aggressioni, purtroppo spesso anche fatali alle donne, continuano a riempire le cronache, da quello dell'anziana di Conegliano a quello della ragazzina di Primavalle. Non tutti gli uomini ovviamente sono uguali ed ecco allora la Wing Tsun Academy organizzare lezioni di difesa personale femminile. In questa giornata noi della Wing Tsun Academy diamo la possibilità alle donne di avere un'infarinatura a riguardo di quelle che sono le tecniche di antiaggressione, quindi facciamo simulare le situazioni di aggressione più comuni e facciamo vedere quelli che sono dei metodi semplicissimi per uscire da queste situazioni e salvaguardarsi. Una donna può riuscire a difendersi a qualunque età? Può riuscire a qualunque età, chiaramente in 2, 3 ore, 8 ore non è immediata la cosa, però è appunto almeno che abbiano la concezione di cosa sentono e cosa percepiscono quando vedono un'aggressione, perché il problema è che non conoscendo la sensazione mentale vanno in blocco, quindi almeno così hanno una sensazione di cosa può accadere, anche se simulata chiaramente la situazione, e spieghiamo delle reazioni veramente semplici per riuscire appunto a cavarsela e scappare, cioè l'obiettivo è quello di togliersi l'aggressore e scappare, quindi mettersi in salvo. L'appuntamento è per domani, domenica, dalle 9 alle 12 presso il Parco di Lambioi. Se si abita in pianura e si vuole scoprire la montagna in bicicletta, il sabato e la domenica c'è un unico modo per farlo. È tornato con oggi il treno di Chi ama la bicicletta e la montagna. Il sabato e la domenica parte alle 7:48 da Venezia e arriva a Calalzo, dove i mezzi di Dolomiti Bus attendono i viaggiatori per portarli nei luoghi più belli delle Dolomiti. Alle 17:40 partenza per il viaggio di ritorno. Abbiamo messo la bici fra il treno e il bus, vuol dire che mettiamo al centro il cliente. Con un click si acquista un unico biglietto che ci consente di poter portare la bicicletta per 24 ore sui nostri treni, arrivare in una di queste località, Calalzo piuttosto che a Ponte nelle Alpi, salire sul bus e poter accedere alle bellezze di questo territorio. Orgogliosa di questa nona stagione di un treno che viene appositamente modificato per ospitare le biciclette, non poteva mancare Elisa De Berti. Nonostante il braccio al collo per una noiosa frattura al gomito e la distanza per arrivare,
la vicepresidente della giunta regionale non ha voluto rinunciare all'appuntamento di Calazzo. Era partito 9 anni fa con un po' di timidezza, ma negli anni è veramente esploso e l'apprezzamento da parte dei ciclisti e dei turisti di questo servizio è grande. Oggi non è sicuramente la giornata ideale per poter fare un giro in bicicletta, però era doveroso venire e lanciare la stagione turistica del treno bici bus. Riconoscimento delle pratiche locali tradizionali e attribuzione a chi pratica il pascolo in quota in zone con arbusti di contributi comunitari. Il risultato è stato ottenuto al termine dell'iter avviato dalla consigliera regionale della Liga Veneta Silvia Cestaro. Fino ad ora, infatti, il telerilevamento attraverso i droni aveva escluso le aree arbustive dalla mappatura dei pascoli, non permettendo l'accesso ai contributi anche a quegli allevatori che praticano il pascolamento di mandrie e greggi in aree boscate. La nuova mappatura è stata già considerata nell'attuale PSR e saranno quindi inseriti d'ufficio anche tutti coloro che negli ultimi anni avevano fatto richiesta, restando esclusi. Con questa notizia termina questa edizione dei nostri telegiornali. Vi lascio come sempre le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Domenica 2 luglio assisteremo ad un graduale rialzo della pressione atmosferica con una fase di tempo in generale più stabile. Nel dettaglio sul Veneto avremo un ampio soleggiamento ovunque con cielo sereno o poco nuvoloso. Addensamenti sulle zone montane e pedemontane dove saranno probabili anche delle precipitazioni in locale estensione col passare delle ore alle pianure limitrofe. Temperature come detto in ripresa, minime tra 17 e 18 gradi, massime sui 25-30 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Il cielo sarà variabile sulla zona montana, vedete, con possibili rovesci. Soleggiato altrove, con cielo in prevalenza poco nuvoloso su pianura e costa. Venti di brezza. Temperature minime sui 18-19 gradi, massime intorno ai 27-29 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà più soleggiato, specie al mattino, ma ancora instabile, con qualche rovescio pomeridiano e serale. Temperature minime intorno ai 18-19 gradi, massime sui 30 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.